Ben ritrovati, vi avevo annunciato un ospite molto prezioso. Diamo subito il benvenuto a Ilaria Tuti, scrittrice gemonese. Buongiorno e benvenuta a Ore 7, ben ritrovata. Buongiorno a tutti, grazie. Allora, Ilaria Tuti è uscito la scorsa settimana, giovedì o venerdì se non sbaglio, l'ultimo romanzo, si intitola Luce della notte ed è un romanzo che arriva un po' inaspettato, ma che è subito piaciuto molto al pubblico che segue da tempo Ilaria e soprattutto il commissario Teresa Battaglia, perché in Luce della notte torna proprio lei, questa amata protagonista. E non solo, il libro è già insomma nella top 10 delle librerie, almeno a livello locale, ma soprattutto sta andando molto bene anche nazionale, quindi lo ritroviamo in classifica. Ilaria, che cosa ci racconti di di come è nato anche Luce della notte? Luce della notte, sì, era proprio inaspettato. Io stavo lavorando a quello che ormai sarà il quarto romanzo Battaglia e purtroppo nella vita i programmi non sempre vengono rispettati, anzi ci sono delle rivoluzioni anche dolorose. La mia famiglia ha subito un grande lutto, abbiamo perso una nipotina. Io non ero più capace, ma nemmeno volevo riprendere in mano la mia quotidianità come se nulla fosse. Ovviamente la scrittura per me è stata da grande passione, è stata il modo naturale per reagire a questa perdita, per far sì che non ci fosse solo un vuoto, una grande mancanza. Quindi questo libro è stato scritto per ricordare questa bimba, ma soprattutto è stato scritto per questa bimba. Quindi è dedicato a Sara, è nato in pochissimo tempo, voleva essere un racconto, è diventato un romanzo breve, è una fiaba nera ma che contiene tanta luce. Mi piace questa definizione, una fiaba nera. È anche un romanzo molto, non so se sia il termine corretto, però brioso, cioè diciamo mette in luce gli aspetti più inediti forse per certi versi di Teresa Battaglia e di un compagno di lavoro, il suo compagno di lavoro che è ancora diciamo un po' come dire sotto osservazione. Quindi ci sono degli sketch tra Massimo e Teresa molto divertenti e di Teresa colpisce in particolare questo suo in un certo senso dell'umorismo, di spirito della battuta, no? Sì, un umorismo caustico, Sì. urticante spesso per chi le sta attorno, però Teresa è così, se poi la conosci, comprendi la sua grande umanità, questo suo modo totale di stare al mondo per gli altri. Mi sono divertita anch'io tanto a scrivere di loro, è stato bello tornare da Teresa e Massimo, li ho ritrovati per come l'ho sentita io in modo molto più caldo, anche se ho riavvolto un po' i fili della storia perché Luce della notte temporalmente si colloca tra Fiori sopra l'inferno e Ninfa dormiente, pur essendo una storia autonoma. Siamo in quel tempo lì, quindi loro si stanno ancora misurando e lo fanno attraverso anche delle schermaglie, che però sono anche divertenti. Sentivo anche il bisogno di più leggerezza. C'è il mistero, c'è la suspense, c'è l'indagine, c'è qualcosa di orribile accaduto nel passato, però c'è anche tanta speranza in questo romanzo. Assolutamente sì, e soprattutto c'è questo rapporto insomma, che si va via via costruendo tra Marini e Teresa, che poi abbiamo visto insomma, in Ninfa Dormiente si amplia, diventa più maturo. Qui appunto come dicevi tu siamo tra il primo romanzo e il secondo, quindi è una storia ambientata quando appunto Marini non è arrivato ancora da molto, è reduce dall'indagine, dalla prima grossa indagine e quindi insomma è ancora un po' in fase anche lui di studio. È un personaggio in realtà, so che Teresa Battaglia piace molto, io sono una grande fan di Marini perché è tutto sommato simpatico, ha un approccio molto umano e forse anche molto verosimile, no? Un po' imbranato, comunque pasticcione ma anche molto perspicace in realtà.
Sì, anche molto elegante, anche molto trattenuto, molto educato, un gentleman. Lei invece è molto più, Maschiaccio, diciamo. ehm, sì, spigolosa, anche più genuina nel bene e nel male. Quindi queste due personalità devono misurarsi, però in questo misurarsi viene fuori il bello di entrambi. C'è molto equilibrio. E una cosa che sicuramente colpisce, almeno noi lettori friulani, che anche Luce della Notte è ambientato nella nostra regione e le sue radici affondano proprio, è il caso di dirlo, in un territorio nuovo per te, inesplorato dal punto di vista della tua scrittura, e diciamo che siamo dalle parti del Collio, della zona diciamo del confine goriziano. Questo attaccamento alle tue radici lo porti in tutti i tuoi romanzi e diciamo com'è caduta questa scelta stavolta di spostarsi, insomma di scendere dalla montagna, ecco. Siamo scesi dalla montagna, ma la natura è più che mai bella, affascinante e sempre misteriosa. Il nostro Friuli, Venezia Giulia, ha così tanto da offrire che non faccio nemmeno fatica a decidere dove ambientare le mie storie, perché c'è tanta storia, c'è tanta bellezza attorno a noi e forse anche grazie a questi romanzi impariamo a guardarla in modo diverso. Io stessa che devo descriverla, ecco, cerco di guardarla con gli occhi di chi non l'ha mai vista e la trovo ogni volta meravigliosa. In questo romanzo i luoghi sono più luoghi dell'anima, a dire il vero. Quindi c'è questa nebbia che aleggia, siamo in inverno e la nebbia fa sì che non puoi guardare all'esterno e quindi tutta l'introspezione che hai dentro in qualche modo comincia a elaborare, a rielaborare le tue sensazioni. Ci sono delle atmosfere così molto suggestive e un po' anche alla X-Files, alcune cose, no, io l'ho letto così, alcuni episodi e poi c'è secondo me una sorpresa, diciamola così, che piacerà molto ma di cui non possiamo parlare, vi tocca leggerlo almeno per chi conosce già gli altri libri scritti da Ilaria. Una domanda invece secca, lo possono leggere anche se non hanno letto gli altri tuoi romanzi o tu consigli una lettura diciamo lineare per successione temporale diciamo? Allora, le storie e le indagini sono autonome e quindi si possono leggere. Certo, per conoscere i personaggi sarebbe meglio iniziare da Fiori sopra l'inferno, però non è Si può obbligatorio. recuperare eventualmente anche dopo. In questo romanzo tutto comincia da un sogno. C'è stato un sogno ispiratore? Ti è capitato che qualche sogno sia stato di ispirazione per scrivere i tuoi racconti o i tuoi romanzi? Sì, ci sono a volte dei sogni. Io penso che a tutti sia capitato di sognare qualcosa che poi sia avverato o che ci abbia profondamente colpito. Tutto inizia con un sogno, non si sa effettivamente se questa bambina, perché la protagonista del romanzo è Chiara, una bambina di 9 anni che ha fatto questo sogno, è convinta che nel bosco dietro casa ci sia qualcosa, che sia avvenuto qualcosa di terribile. Può essere un sogno o può essere una intuizione di cui i bambini e alcuni di noi spesso dicono di avere, oppure può essere un ricordo sepolto che riaffiora attraverso un sogno. Ci sono così tanti dubbi, così tante ipotesi in ballo che sarà chiamata Teresa a indagare. Teresa che ha un rapporto speciale con i bambini, si è appena concluso il caso di Traveni di Fiori sopra l'inferno, allora la madre tenacissima di Chiara pensa di chiamare proprio lei che con i bambini è così capace
di farsi in qualche modo aprire le porte del loro cuore, della loro fiducia. Certo. Allora, ultima domanda su questo libro e poi parliamo di un'altra cosa che ti vede coinvolta. Tu hai scelto di donare i diritti al Cro di Aviano e quindi chi acquista questo libro compie anche un gesto di un grosso gesto di solidarietà. Sì, non volevo che questo libro fosse un aiuto solo per me stessa, un ricordo fine a se stesso, ma che si trasformasse in qualcosa di concreto, che diventasse speranza per chi quella strada la sta percorrendo, una strada durissima. In questo periodo sappiamo più che mai che la scienza è fondamentale per la conservazione della vita delle nostre comunità e allora i miei proventi saranno devoluti al Cro di Aviano, Centro di Riferimento Ecologico di Aviano, per la ricerca sui sarcomi. E invece sei anche nella giuria, notizia di pochi giorni fa, di un premio, di un concorso letterario organizzato dall'Associazione De Banfield di Trieste, che si occupa di dare sostegno ai familiari e a chi soffre di Alzheimer, che è un'altra malattia, insomma, di cui peraltro in Friuli si parla spesso perché sono numerose le persone che soffrono di questa malattia. Era curioso l'abbinamento del racconto e del ricordo appunto legato a questa patologia. Sì, la memoria un po' è un tema fisso dei miei romanzi, sia per quanto riguarda Teresa, che ce l'ha molto fragile, è affetta da una malattia che sgretola i suoi ricordi, quindi l'operato dell'Associazione De Banfield, che da più di 30 anni in modo gratuito si occupa di assistere professionalmente nelle loro case i malati di Alzheimer e di demenza, quindi fa una cosa meravigliosa e mi è particolarmente cara nel cuore. E questo concorso, che raccoglie appunto dei racconti su questo tema, è importantissimo per sensibilizzare. In Italia ci sono più di 1 milione di famiglie di malati che affrontano questo grande problema. Allora, grazie Ilaria per essere stati con noi. In libreria torna Teresa Battaglia con Luce della notte. Io so che tu stai lavorando e più avanti Teresa Battaglia tornerà ancora almeno una volta, giusto? Sì, sì, senz'altro. Tranquillizziamo tutti. Allora, grazie Ilaria, buona giornata e grazie Grazie per a essere voi. stata con noi ovviamente. Pubblicità e poi torniamo con la rassegna stampa.